Vicepresidente Riccardi, continua il giro di approfondimento sulla sanità regionale. Oggi a Udine abbiamo visto una struttura importante come Gervasuta e poi il confronto con gli operatori dell'ospedale di Udine. Sì, continua questo viaggio nelle strutture del Servizio Sanitario Regionale. Io oggi sono qui a Udine, ho visto prima il Gervasuta, adesso Santa Maria della Misericordia, ho avuto modo di discutere con la direzione strategica, adesso anche col collegio dei primi responsabili del servizio. Insomma, per me sono momenti e occasioni importanti, perché ascoltare la voce degli operatori credo sia la cosa più importante di questa fase del lavoro della Giunta regionale, anche alla luce, insomma, di questa decisione del coinvolgimento di questo tavolo dei saggi, che voglio dire non è un tavolo che deve rappresentare delle parti, ma è un tavolo che servirà a raccogliere un po' lo stato della situazione e rappresentare alcune ipotesi che poi verranno evidentemente messe alla disposizione della discussione, che riguarderà tutti, gli operatori della salute, i medici, gli infermieri, le professioni sanitarie, le organizzazioni sindacali e naturalmente il dibattito politico tra le forze politiche, che saranno chiamate a discutere un testo di legge che riguarderà la governance del Servizio Sanitario Regionale. Lei ha tenuto a sottolineare che non ci saranno imposizioni, che c'è una disponibilità forte al dialogo e al confronto, anche oggi. Noi siamo in una fase di ascolto, immaginando di non avere alcuna verità in tasca. Io mi approccio con grande umiltà e grande disponibilità a questo lavoro, ascolterò tutti, ci sarà il momento della discussione, del dibattito, ed è evidente che ci sarà anche il momento delle decisioni.